Sarà il barista siracusano Giuseppe Fiorini a rappresentare la Sicilia durante la finale dei campionati italiani di baristi categoria Latte Art che si svolgeranno al SIGEP a Rimini dal 17 al 21 gennaio 2015. Nella tappa di Siracusa che si è svolta il 5 ottobre scorso, della quale vediamo le immagini, i primi due classificati si sono assegnati la qualificazione diretta per partecipare alla finale di Rimini. Nella tappa siracusana il Luca Primiani ha conquistato il podio, mentre il siracusano Giuseppe Fiorini il secondo posto, conquistando inoltre il titolo e il trofeo cappuccino tutto siciliano, riservato ad un barista siciliano che ha utilizzato esclusivamente latte e caffè siciliani. La gara consiste nel portare 2 cappuccini in free pouring, 2 in hatching e 2 caffè macchiati. Proprio per questo porteremo il nome anche della Sicilia e punteremo in alto. Ecco. La mia preparazione la vivo tutti i giorni qui, allenandomi ore e ore a cercare di dare il massimo e il meglio per questa gara. I miei clienti la mattina vengono proprio apposta dall'altra parte della città proprio per venire a gustare un buon cappuccino soprattutto e vedere queste mie decorazioni su cui la gente rimane affascinata. Gaetano Bongiovanni, organizzatore della manifestazione Latte Art che si è svolta a Siracusa il 5 ottobre scorso, ha sottolineato l'importanza di portare in finale un barista professionista siracusano.